Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Volevo parlare della denuncia che mi aveva fatto, questa la versione fornita da Santino Bonfiglio, l'uomo che ha confessato di aver ucciso a Messina l'ex compagna Daniela Zinnanti. Mi sono fidata di Iacolino, così la vicepresidente della Commissione Antimafia regionale Bernadette Grasso, sentita dai PM come testimone nell'inchiesta sull'intreccio tra mafia e sanità che coinvolge l'ex manager Iacolino. Pronta per un trattamento estetico in diretta social, ma a farle la punturina sarebbe stata una falsa dottoressa di Catania con tanti followers. A Catania, presi d'assalto numerosi distributori di sigarette fatti esplodere con ordigni rudimentali, 2 arresti. Save the Children a Catania, record di minori accusati di associazione mafiosa, raddoppiate anche le risse tra i più giovani. Gasolio importato con falsi documenti per evadere le imposte, maxi frode fra l'Est Europa e la Sicilia scoperta dalla Guardia di Finanza di Catania, al centro un imprenditore di Adrano. Calcio, il Catania guarda alla sfida con l'Altamura, contro i pugliesi rientrerà Quaini dopo la squalifica. L'obiettivo è riprendere a correre per recuperare fiducia in vista dei play-off. Voleva parlare della denuncia per lesioni che la donna aveva fatto nei suoi confronti. Questa è la versione fornita da Santino Bonfiglio, interrogato, l'uomo che ha confessato di aver ucciso l'ex compagna a Messina. Francesco Triolo. È stato interrogato nel carcere di Gazzi a Messina Santino Bonfiglio, 67 anni, accusato di aver ucciso a coltellate la ex compagna Daniela Zinnanti, 50 anni, dalla GIP Alessia Smedile e dalla PM Roberta La Speme. L'indagato ha confermato la confessione resa dopo il fermo. Bonfiglio ha detto di essere andato a casa della Zinnanti perché voleva parlare della denuncia per gravi lesioni che aveva fatto la donna nei suoi confronti e che lui contestava. Intanto emergono nuovi particolari e nuove testimonianze, come quelle dei vicini dell'uomo di via Polveriera, che raccontano di aver sentito più volte le liti tra i due, la signora Daniela che gridava e l'intervento di polizia e carabinieri. Una volta intervenuta anche l'ambulanza e la signora è stata portata in ospedale. Tutti, ha detto una vicina, pensavamo che non sarebbe finita bene, non che l'ammazzasse, certo, ma sicuramente che l'avrebbe fatta ancora del male. E a casa di Daniela Zinnanti in via Lombardia ci sono i fiori sotto la finestra della sua camera. Lì è stata trovata morta dalla figlia, lì si è recato Santino Bonfiglio nonostante fosse ai domiciliari e su quella misura richiesta dal GIP che adesso si concentra la famiglia. Era prevista l'applicazione del braccialetto elettronico, cosa mai avvenuta perché il dispositivo mancava. Per questo la famiglia di Daniela Zinnanti parla di morte annunciata e su questo aspetto chiederà spiegazioni attraverso il legale, l'avvocato Filippo Brianni. Sì, chiaramente le indagini sono all'inizio, vedremo esattamente cosa è successo, ne abbiamo piena fiducia negli investigatori che ritengo finora stiano facendo un ottimo lavoro e se questo aspetto dovesse emergere chiaramente andremo poi fino in fondo su questo profilo. Quella di Daniela Zinnanti è una morte che ha lasciato sgomenta tutta la città. A distanza di un anno da quella di Sara Campanelle, i familiari di Sara hanno inviato una lettera a quelli di Daniela. È un ergastolo di dolore, ogni giorno sopravviviamo a un tormento che non dà tregua, hanno scritto. L'invito, dicono le associazioni antiviolenza, è quello di denunciare, ma poi servono gli strumenti per tutelare chi lo fa. Intanto continuano a crescere i numeri della violenza sulle donne, ma aumentano anche le denunce. Sentiamo Roberta Lunghi. Daniela Zinnanti, ultima in ordine di tempo e terzo caso di femminicidio a Messina negli ultimi 15 mesi. La sua morte annunciata riporta l'attenzione sulla violenza di genere in Sicilia, dove nel 2025 e nei primi mesi del 2026 si contano 7 donne uccise e oltre 1400 casi di codice rosso attivati dalle procure per denunce di maltrattamenti, stalking e violenza sessuale, tentato femminicidio. Nel dettaglio, nel solo 2025 si registrano 590
95 casi nel distretto di Palermo con Trapani e Agrigento, 410 Catania con competenze su Ragusa e Siracusa, 221 a Messina, 144 tra Caltanissetta ed Enna. Numeri in aumento che secondo i centri antiviolenza sono legati a un crescente ricorso alla denuncia. Tuttavia oltre il 70% dei femminicidi è preceduto da violenze già denunciate e in questi casi, come quello di Daniela Zinnanti, il braccialetto elettronico che doveva esserci e che non c'era sarebbe stato fondamentale per la sua vita. Ci chiediamo come mai, nonostante gli strumenti che abbiamo a disposizione, questi non vengano applicati con tempestività ed efficacia. Perché è nelle mancanze, nei ritardi che si consumano le tragedie. E allora dobbiamo avere il coraggio di chiederci seriamente che cosa non ha funzionato e quello che bisogna ancora fare affinché nessuna donna debba più morire. La vicepresidente dell'antimafia siciliana Bernadette Grasso è stata sentita a sommaria informazione dai PM di Palermo che indagano per corruzione il dirigente regionale Giancarlo Teresi e il capo mafia di Favara Carmelo Veto e per concorso esterno in associazione mafiosa l'ex manager Iacolino. Grasso ha ammesso di aver avuto contatti con il boss di Favara Veto, a cui era stata introdotta dall'ex eurodeputato Salvatore Iacolino, che gli aveva chiesto di indicare alcuni nomi da fare assumere. Mi sono fidata di lui, ha detto ai magistrati. E arriva anche l'atto d'accusa del sindaco di Catania Trantino sull'inchiesta Iacolino. La sanità, ha detto, deve uscire dalle logiche di amicizia e vicinanza politica. Sentiamo Giusy Lazzara. Sanità nella bufera dopo l'inchiesta Iacolino, il super manager indagato per concorso esterno in associazione mafiosa. E arriva l'atto d'accusa del sindaco Enrico Trantino, che non le manda a dire. Evidentemente sintomo di inefficienza. Se noi ancora una volta subordiniamo l'accesso alle strutture di vertice, all'amicizia, al comparaggio, alla vicinanza politica, è chiaro che non avremo mai una sanità che sia soddisfacente, ma che soprattutto che venga percepita come soddisfacente. L'indagine, che ricostruisce anni di mazzette grazie alle intercettazioni ambientali che hanno ripreso il dirigente della regione Teresi intascare soldi e baciare il boss Vetro, restituisce le dinamiche di certa burocrazia regionale. L'inchiesta per me costituisce solo un campanello ulteriore d'allarme rispetto alla disinvoltura con cui alcuni soggetti danno confidenza a gente a cui io non rivolgerei neanche la parola, ma mai come soggetto politico potrei permettermi di, se è vero quello che ho letto, di agevolare pratiche loro, comunque di inserirli in contesti lavorativi. E adesso c'è bisogno di un cambio di passo, per un reale cambiamento a partire dalle logiche della politica. Veniamo alla cronaca. Era pronta per un trattamento estetico in diretta social, ma davanti a lei non c'era una dottoressa. A Catania i carabinieri del NAS hanno denunciato una quarantenne che si fingeva medico estetico. Sul lettino una cliente pronta all'iniezione alle labbra, praticata spesso anche in diretta social. Davanti a lei però non c'era un medico. È così che i carabinieri del NAS hanno sorpreso a Catania una quarantenne denunciata per esercizio abusivo della professione sanitaria e somministrazione di medicinali non autorizzati. La donna, molto attiva sui social con oltre 10.000 follower, si presentava online come medico estetico, pubblicizzando i risultati di trattamenti con Botox e filler. L'indagine è partita da una segnalazione su presunti trattamenti estetici eseguiti da personale non abilitato. Il monitoraggio dei profili social ha poi permesso ai militari di identificare la donna e di ricostruire la sua attività. Gli interventi venivano effettuati in un'abitazione privata, trasformata in ambulatorio improvvisato senza autorizzazione. Quando è scattato il controllo, la finta dottoressa ha tentato di mascherare invano gli strumenti e i farmaci utilizzati, che sono poi stati sequestrati dai carabinieri. Trovati anche un tariffario e un'agenda con le prenotazioni, oltre alla lampada utilizzata per realizzare contenuti da pubblicare sui social. A Catania, presi d'assalto numerosi distributori di sigarette fatti esplodere con ordigni rudimentali. 2 gli arresti. Giusy Lazzara. A Catania la polizia ha identificato e arrestato 2 rapinatori per numerosi furti a distributori di sigarette automatici. In queste immagini i 2 rapinatori a giugno sono in azione e avevano preso di mira i distributori facendoli esplodere con ordigni rudimentali per rubare sigarette e contanti.
Gli investigatori sono arrivati a loro analizzando le immagini degli impianti di videosorveglianza delle diverse zone della città dove erano avvenuti i furti e le successive perquisizioni nelle loro abitazioni hanno fatto scoprire anche la presenza di materiale esplodente. I due sono accusati di furto aggravato e posti agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico su disposizione del giudice. Ancora a Catania, una donna ha tentato il colpo in una gioielleria di via Etnè. Per non destare sospetti aveva portato con sé la figlia di 7 anni. Prima ha distratto la commessa, poi ha arraffato i bracciali del valore di quasi 2.000 euro ed è fuggita. L'impiegata non si è persa d'animo, l'ha inseguita fino a piazza Stesicoro, dove la ladra ha tentato di aggredirla prima di fuggire in auto, ma è stata intercettata poco dopo dalla polizia ed è stata arrestata. La frana approda in Parlamento, oggi in Commissione Ambiente, l'audizione del capo della Protezione Civile siciliano. Sentiamo cosa ha detto in questo servizio di Gerri Italia. La frana che a fine gennaio ha messo in ginocchio una parte del territorio di Niscemi arriva ancora all'attenzione del Parlamento. Davanti alla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, il capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano ha ricostruito le fasi che hanno preceduto il cedimento del terreno. Secondo i dati analizzati dalla Protezione Civile, le precipitazioni registrate in quei giorni non sarebbero state particolarmente intense. A far scattare l'allarme invece sarebbe stato l'aumento dell'umidità nel sottosuolo rilevato dai sistemi satellitari. Nel giro di pochi giorni il livello di saturazione del terreno è cresciuto rapidamente fino a provocare il distacco principale della frana il 25 gennaio. Durante l'audizione è stata anche tracciata una strategia per la messa in sicurezza dell'area a sud della città. Gli interventi previsti puntano innanzitutto a ridurre la quantità d'acqua nel terreno attraverso opere di drenaggio e ingegneria idraulica. Per poterla ridurre è necessario fare due cose: assistenza alla popolazione, quella che si sta facendo adesso, e poi ovviamente un'attività stabile che deve prevedere la messa in sicurezza del territorio, quindi la riduzione della vulnerabilità, all'interno della quale c'è anche ovviamente tutta quella che è l'attività di opera di demolizione per il riprofilamento geografico della linea di frana. L'obiettivo, spiegano dalla Protezione Civile, non è soltanto riparare i danni, ma prevenire nuovi cedimenti. Un caso che secondo gli esperti riaccende i riflettori sulla fragilità idrogeologica di molte aree del paese e sulla necessità di investire sempre di più in prevenzione e monitoraggio del territorio. La violenza in corsia non accenna a diminuire. L'anno scorso oltre 23.000 medici o infermieri sono stati coinvolti in quasi 18.000 episodi di aggressione. Sono alcuni dei dati della relazione annuale dell'Osservatorio Nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie. Le aggressioni sono state soprattutto di tipo verbale. In un quarto dei casi sono sfociate in attacchi fisici. Gli aggressori sono prevalentemente i pazienti, il sesso femminile è il più colpito. I professionisti più spesso aggrediti sono gli infermieri, seguiti da medici e operatori sociosanitari. Quanto agli scenari, quello più frequente è l'ospedale, in particolare il pronto soccorso. La Croce Rosa segnala come i 2/3 degli episodi di violenza si siano verificati sull'ambulanza, oltre 1.000 le denunce. E adesso un altro report, questa volta di Save the Children, che certifica che a Catania c'è un record di minori accusati di associazione mafiosa. Marco Gullà. In Sicilia è in calo il numero dei minori segnalati per rapina e associazione per delinquere, ma preoccupa l'incidenza per associazione di tipo mafioso, la più alta in Italia. Lo si evince dal rapporto Disarmati di Save the Children, che prende in esame il primo semestre 2025. Nei primi 6 mesi del 2025 i minori denunciati o arrestati a livello nazionale per associazione mafiosa sono 46, a segnalare un possibile preoccupante aumento rispetto al 2024, quando sono stati 49. Dei 46 a Catania se ne registrano ben 16, un dato significativo. A Palermo invece aumentano i minori segnalati per estorsione, mentre calano leggermente a Catania. Nelle 3 città, Palermo, Catania e Messina, calano anche i reati di associazione per delinquere. Aumentano invece i minori denunciati o arrestati per porto d'armi a Palermo, 46 nel 2024, 13 nel 2014. A Catania invece 16 nel 2024, 11 nel 2014. Un'istantanea che preoccupa e che evidenzia come nell'ultimo decennio sia cambiata l'intensità e le modalità della violenza agita dagli adolescenti, più immediata, visibile, condivisa e amplificata anche attraverso i social media.
Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo per parlare fra l'altro di una maxi frode sul carburante. Maxi traffico di carburante dall'est Europa mascherato da liquido esente da imposte. Sentiamo Eva Spampinato. Dichiaravano che fosse un liquido bioanticorrosivo, ma in realtà era gasolio e arrivava in Italia da raffinerie dell'est Europa su gomme o su rotaia, utilizzando documenti falsi in cui si dichiarava che quel liquido, 400.000 litri in tutto, era esente da imposte. Una maxi frode tra l'est Europa e la Sicilia, scoperta dalla Guardia di Finanza di Catania, che secondo la procura etnea aveva un meccanismo preciso e ben rodato, portato avanti da un imprenditore di Adrano del settore dei trasporti e dai suoi 4 presunti complici indagati per sottrazione fraudolenta al pagamento delle accise sui prodotti energetici. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati beni per 235.000 euro, oltre a 143.000 litri di carburante, un deposito abusivo, tank container, mezzi pesanti e decine di cisterne. Sequestrate anche 3 società di logistica ritenute coinvolte nel sistema illecito. Per 2 indagati è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre per altri 3 il divieto di esercitare attività d'impresa. Diversi fucili da caccia e almeno una pistola sono stati rubati nell'abitazione di un contadino residente in contrada Bufalata a Marsala. Le armi, insieme a oro e altri preziosi, erano in una cassaforte che i malviventi sono riusciti a scardinare. Sarà temporaneamente chiuso al traffico il torno indietro situato sul lato ovest del Tondo Gioeni sulla circonvallazione per consentire lo scavo e la posa di una canaletta di scolo e garantire il drenaggio delle acque. L'ordinanza dispone la chiusura dalle 10 di domani alle 24 del 15 marzo e dalle 14.30 alle 16.30 del 16 marzo. Il traffico sarà deviato in corrispondenza del torno indietro davanti al civico 35, consentendo l'inversione di marcia. La circolazione in direzione Mister Bianco non subirà intralci significativi perché resta disponibile il torno indietro successivo a circa 700 metri. E adesso vediamo a Palermo esposto per la prima volta un ritratto inedito dedicato a Franca Florio, l'icona della Belle Époque siciliana. Il dipinto, riemerso da una collezione privata, racconta il fascino e il ruolo pubblico della regina di Palermo. Eva Spampinato. Un volto simbolo della Belle Époque torna a parlare al pubblico al Museo della Ceramica Florio e delle Arti Decorative di Palermo. La mostra Amatissima Franca, il dipinto ritrovato di Franca Florio, presenta per la prima volta un ritratto inedito del 1895, riemerso da una collezione privata. Da storici abbiamo approfondito le ricerche e abbiamo trovato una fotografia di Donna Franca Florio autografata, usata probabilmente come studio preparatorio. L'opera ritrae Franca Florio a mezzo busto, di spalle, in una posa sorprendentemente moderna. Lo sguardo non incontra quello dello spettatore, ma si sottrae, lasciando emergere una presenza elegante e distante. L'abito bianco e i gioielli raccontano il lusso e il prestigio della donna che fu definita la regina di Palermo. Lo si capisce per i tratti del viso e per il profilo importante, ma anche per i gioielli indossati. Infatti è noto il Collier des Chênes di Cartier. Il dipinto, mai esposto prima, è stato identificato dagli studiosi Vincenzo Profetto e Antonio Locascio e restaurato per l'occasione. In mostra anche fotografie originali d'epoca che dialogano con il quadro, ricostruendo l'immagine pubblica di una figura che seppe incarnare lo splendore e il declino della grande stagione del Florio. È un documento che dà un'ulteriore conferma di quello che era il suo prestigio, ma soprattutto di quello che lei rappresentava, e cioè un simbolo della Belle Époque. L'esposizione resterà visitabile fino al 12 aprile. Gli agenti della Polizia Municipale hanno multato un motociclista che percorreva i viali della Favorita a Palermo a 150 km/h. I controlli sono stati eseguiti con il telelaser in viale Ercole all'altezza dell'ippodromo. Il motociclista è stato fermato mentre appunto sfrecciava tra le auto. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva per parlare del Catania che guarda alla sfida con l'Altamura.
al calcio, il Catania guarda alla sfida con l'Altamura, dove rientrerà Quaini dopo la squalifica. L'obiettivo è riprendere a correre per recuperare fiducia in vista dei play-off. Marco Carli. Per riprendere convinzione, per salvaguardare il futuro, il Catania d'Altamura, con diretta su Telecolor contro una squadra in corsa per i playoff, si gioca tanto, perché conterà la prestazione, quella che non si è vista con la Casertana e che invece aveva soddisfatto nelle gare di Salerno e Benevento, nonostante i risultati. E conterà la classifica, perché dopo i 10 punti conquistati nelle ultime 8 partite, il Cosenza è a -5 e tutelare il secondo posto vuol dire tantissimo in vista dei playoff, visto che garantisce l'avvio dai quarti di finale. Una corsa che parte dalla Puglia, dove il Catania non può permettersi di sbagliare un colpo, o quasi, ma l'obiettivo resta lì, con la delusione di aver fallito quello principale, la promozione diretta. Ora c'è il secondo, i play-off, appunto. Per la gara con i pugliesi, Toscano confida di aggregare fra i convocati Cicerelli. Forte sta meglio ed ha cominciato la riatletizzazione. Per Casasola tutto ok, dopo lo stop di domenica dovuto solo ai crampi. Come Quaini, che rientra dalla squalifica, ci sarà ad Altamura, dove il Catania vuole ritrovare se stesso, quella squadra che magari non ha sovente entusiasmato per gioco, ma che fino a un mese fa era nettamente in corsa per il primato. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.